In questo numero il Portogruaro ritorna grande. 9 su 9 la Giulia nella storia. Il Permaggiore vola agli ottavi del Trofeo Veneto. Portogruaro femminile KO in Coppa. Questa settimana obiettivo sugli amatori Caorle. Il punto sulla pallacanestro Portogruaro. Fine settimana nero per il volley del Veneto orientale. Un terzo di campionato se ne è quasi andato. Per il Veneto orientale si può parlare di bilancio positivo guardando alle uniche due squadre del panorama calcistico veneto che assieme al Peseggia sono ancora a punteggio pieno. La Giulia in prima categoria ed il Permaggiore in seconda categoria continuano nella loro marcia senza dare segni di incertezza, dilatando giornata dopo giornata il vantaggio del resto delle contendenti. Diverso il discorso nei campionati di maggior rilievo, dove il rendimento del Sandonà in eccellenza continua ad essere altalenante, alla pari di quello di Portogruaro, Caorle La Salute e Noventa in promozione. Per i sandonatesi domenica a Borgorico è arrivato solamente un pareggio che sa tanto di occasione sprecata e che lascia via libera alla capolista piovese. I padovani hanno infatti regolato l'Union Pro portando a 5 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Inflessione in Lia Piavi inchinatosi al Nervesa, una sconfitta che ha fatto precipitare la compagine di mister Stefano Andretta da questa settimana in zona play-out. In promozione, dove il Fontanelle ha compiuto un autentico capolavoro andando ad espugnare il campo del Porto Mansuè, operando in tal modo il sorpasso in vetta ad una classifica che si è ricompattata verso l'alto con i successi del Treviso sul Vazzola e dello Pitergina sul Conegliano, molto male il Caorle La Salute. I litoranei sono stati travolti dal Vetelago per 4-1, tanti problemi in difesa per mister Vladimiro Carraro. In 2 partite la sua squadra ha incassato ben 7 gol. La classifica è inferiore alle attese, i rosso-giallo-blu devono guardarsi anche alle spalle da una zona play-out che dista solamente 2 lunghezze. Il Portogruaro ha invece ripreso a correre, i Granata si sono imposti di misura sul 90 riconquistando la zona play-off. Per mister Bruno Gava dunque risposte confortanti, una prestazione positiva ben oltre quanto dica il risultato alla luce della lunga serie di occasioni costruite ma sprecate. Sì, abbiamo sbagliato troppo in fase offensiva, speriamo di limare quelle piccole carenze che abbiamo, solo attraverso il lavoro si potrà migliorare. Mi auguro che i ragazzi capiscono le qualità che hanno, perché veramente hanno delle grosse qualità, l'importante è metterle a disposizione per la squadra e essere un po' più cattivi sotto porta, perché oggi abbiamo avuto 5 occasioni limpidissime e non siamo riusciti a buttarla dentro, peccato perché si poteva soffrire meno. Ecco, diciamo che dopo il passo falso di domenica scorsa, al di là di tutto, insomma, era l'importante conquistare l'intera posta in palio. Sì, in questo momento qui lasciamo un po' perdere anche il gioco, perché è una squadra che deve trovare una sua identità, l'importante è far punti, che è quella cosa che ci preme più di tutto. Dopo penso man mano che riacquistiamo un po' di fiducia dei propri mezzi, sicuramente verrà fuori anche delle prassi di gioco migliori rispetto a quelle che stiamo facendo in queste 2 partite. Abbiamo provato già in questi 4 allenamenti che ho fatto di sviluppare il gioco il più possibile sugli esterni, sai, devono cercare di capire quegli automatismi che io chiedo. Logicamente non posso pretendere che su una settimana la mia squadra faccia tutto quello che ho in testa, penso che con l'andare del tempo sicuramente sapranno sviluppare anche il gioco e soprattutto di sviluppare il gioco sulle corsie esterne. Allora, Presidente, possiamo dire che è arrivata la quiete dopo la tempesta? Diciamo, Andrea, dopo la settimana scorsa che mi è capitato anche questo come Presidente, le dimissioni di un allenatore, e quindi abbiamo dovuto cercare in 2 o 3 giorni di trovare un altro allenatore. Abbiamo trovato Gava, ho chiesto anche a Rizzetto che sia una persona degna e anche una persona che ci possa veramente dare questa continuità che avevamo dall'inizio, quindi è arrivato lui e ho visto oggi una bella prova di carattere. Abbiamo sbagliato 5 gol oggi, cioè 1-0, però rischiavamo anche di prendere il gol poi alla fine perché eravamo rimasti in 10. Vabbè, comunque il calcio è così. Comunque diciamo l'importante era vincere.
per dare un segnale soprattutto a chi magari in queste due settimane ha mormorato dall'esterno. Sai, il calcio fatto dall'esterno è molto fantasioso, ecco. Poi bisogna gestire una squadra, bisogna gestire i giocatori, un allenatore e anche il rapporto, quindi non è facile, ecco, non è una cosa facile, però ormai siamo al 5º anno, quindi un po' di esperienza l'ho fatta, ecco. Poi oggi sono contento, voglio continuare, che la Juniores ha pareggiato dopo una serie negativa e quindi bene. Ecco, quindi possiamo dire che un Portogallo che incomincia anche a crescere per quanto riguarda il settore giovanile. Per rovinare una società basta un attimo, per ricostruirla ci vogliono anni di passione, di fede, di aver voglia di fare qualcosa, di entusiasmo più che altro. Quindi io sono contentissimo di questo, onestamente. Ecco. In prima categoria continua bene spiegata la marcia della Giulia Sagittaria, 7 adesso i punti di vantaggio su un Bibbione alle prese con qualche infortunio di troppo, fermato sul pareggio dal Sant'Elena di mister Tiberio Pillon, che il rivale adriatico ha dimostrato di valere una classifica ben diversa da quella occupata. I nerazzurri hanno conquistato la 9ª vittoria consecutiva in campionato, firmando un vero e proprio record per il calcio concordiese. Siamo contenti come società, come giocatori, come staff, come tutti per quello che abbiamo realizzato. Siamo contenti perché è veramente un qualcosa di importante, qualcosa di storico, qualcosa che resterà negli annali, qualcosa che resterà nei libri di storia del calcio di Concordia, e questo ci fa piacere e ci dà ancora più voglia di continuare, perché vogliamo battere tanti altri record ancora. Questo è quello che ci siamo prefissati. Ecco, lo scorso anno ne avevate fatte 8 di fila e purtroppo non erano serviti a niente. Quest'anno le premesse sono completamente diverse, ovviamente. Sì, diciamo di sì, quest'anno c'è un'altra caratura di squadra rispetto all'anno scorso, però come ho detto prima vogliamo continuare su questo passo e di questo passo, di conseguenza ci stiamo preparando bene tutte le settimane per riuscire a fare la 10ª, l'11ª, la 12ª e chissà continuare, però adesso a parte gli scherzi non è mai facile, dunque un bravo a questi ragazzi perché veramente ce la stanno mettendo tutta e si stanno meritando questa posizione in classifica. E poi vedremo partita per partita. Diciamo anche che è un periodo in cui i risultati che maturano sugli altri campi vanno anche tutti bene. Sì, diciamo di sì, inaspettatamente siamo con 7 punti di vantaggio dal Bibbione che è secondo. Io però continuo a dire che le squadre con dei tassi tecnici importanti, vedi Zero Branco, vedi Fossalta, stesso Bibbione, sicuramente daranno del filo da torcere a tutti fino alla fine, a noi compresi, insomma, dunque non vogliamo abbassare la guardia assolutamente e continuare a lavorare e fare il nostro. Poi dagli altri campi speriamo vengano sempre risultati positivi per noi, però il campionato è troppo lungo ancora per festeggiare piuttosto che per pensare che sia tutto facile. Senti, manca un mese a dicembre, il gruppo ovviamente resterà compatto. Ma diciamo di sì, io spero che fino a dicembre il gruppo rimanga questo e poi vediamo a dicembre se fare degli interventi oppure no. Sono contento del gruppo, sono contento della squadra, sono contento dei ragazzi e del lavoro fatto dal direttore sportivo e dalla società, dunque speriamo di arrivare a maggio con questo gruppo, insomma. Di domenica allora? Domenica ci aspetta il Cavallino, una squadra sicuramente tosta, una squadra forte, una squadra che è troppo ancora in basso in classifica per i giocatori e per la caratura di squadra che hanno un ottimo mister, un mister che prepara molto bene le partite, dunque sono convinto che domenica arriveranno da noi pronti, carichi e convinti di volerci fare lo sgambetto. Ci faremo trovare pronti e poi vedremo. In coda il Ponte Crepaldo si è lasciato alle spalle la zona play-out grazie al pareggio casalingo conseguito con il Ponzano, un buon punto che dà continuità al percorso di risalita da quelle posizioni che non competono al club di Eraclea. Quasi a sorpresa è arrivato un pareggio anche per la Cenerentola Fossaltese, un punto pesante che mancava dalla prima giornata di campionato, conquistato sul campo di una delle pretendenti al salto di categoria come lo Zero Branco. Quanto questo risultato possa costituire un'iniezione di fiducia per la prosecuzione del torneo lo vedremo già domenica prossima, quando al Pessa arriverà un'altra big costruita per puntare in alto come il Fossalta Piave. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro.
Tiros e produzioni abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossata di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Anche in seconda categoria, dopo un terzo di campionato, il discorso promozione pare essere sul punto di perdere con largo anticipo ogni interesse davanti all'inare stabile cavalcata del Pramaggiore, che domenica scorsa ha messo in cassaforte la nona vittoria consecutiva. I Blaugrana si sono imposti con il Telio Veneto, dimostrando una volta ancora di non avere rivali. 7 adesso i punti di vantaggio sul tandem composto da Burano e Sanstino. I liventini sono stati fermati da una Sangiorgese che ha confermato il proprio momento positivo. Lo Jesolo invece, dopo 4 sconfitte consecutive, è tornato alla vittoria con il Musile 1000 in un match che ha contrapposto le maggiori deluse di questa prima parte del torneo. In zona playoff continua l'ascesa della Nonese passata sul campo del Lugugnana, mentre in coda ha conquistato 3 punti d'oro il Gruaro, che vincendo per 3-0 sul campo del Villanova, unica squadra del calcio veneto assieme alla padovana Crispino ancora a quota 0, resta in corsa per giocarsi la salvezza. E mercoledì è stata anche giornata di Coppa per il calcio veneto. Per il Veneto Orientale in campo nel trofeo di prima categoria la Giulia Sagittaria a Marcon, mentre in seconda categoria lo Jesolo ha ospitato il Meolo e il Pramaggiore invece il Codognè. I risultati hanno visto i concordiesi vincere per 2-0 e accedere ai quarti di finale. Si sono qualificati agli ottavi di finale del trofeo di seconda categoria invece lo Jesolo e il Pramaggiore. Davvero tutto facile per i Blaugrana davanti ad un Codognè che si è subito dissolto. Sì, mi è dispiaciuto prendere gol perché già anche come domenica abbiamo preso gol negli ultimi minuti, quindi io sono dell'opinione che bisogna tenere la concentrazione fino al 95esimo. Comunque sono contento della prestazione, sono contento dei ragazzi perché chiunque gioca o chiunque metto in campo dà sempre il massimo, vuol dire che c'è una buona continuità sia negli allenamenti che nella partita della domenica o del mercoledì. Questa stagione la potete perdere soltanto voi. Tanto pensiamo domenica dopo domenica, sicuramente la squadra è stata fatta per vincere, stiamo facendo, come ho detto prima, molto molto bene, però si parte sempre dallo 0-0 ogni domenica, quindi sulla carta si possono dire tante cose, però alla domenica sono tutt'altre. Però in questo momento qua sicuramente siamo forti e motivati, però ripeto, come dico sempre ai miei giocatori, non dobbiamo mollare niente fino alla fine, come è giusto che sia, perché se vogliamo portare a casa dei risultati dobbiamo lottare fino al 95esimo. Dopo l'errore del primo gol, che un po', anche se non doveva essere, ci ha un po' tagliato le gambe, sicuramente dopo non siamo stati in grado di trovare la reazione giusta e è venuto fuori il secondo e lì un po' ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo ripartire perché ovviamente bisogna ripartire anche da queste situazioni e venire fuori più forti di prima. E il Pramaggiore comunque si è dimostrato una squadra di valore qual è, quindi ha tutte le carte in regola per poter salire di categoria. Per quanto vi riguarda invece? Per quanto ci riguarda adesso bisogna lavorare tanto e soprattutto sulla testa dei giocatori, dove forse è la cosa più difficile da fare dopo una sconfitta del genere, e ripartire dal campionato perché ormai per noi la Coppa è finita qui. In terza categoria ha fatto invece notizia il pareggio della capolista Silea con il Cessalto, risultato che comunque ha permesso ai trevigiani di allungare ulteriormente al vertice della classifica, vista la concomitante sconfitta dell'Altobello, agganciato adesso dal Torre di Mosto, squadra alla quale sono ormai affidate tutte le fortune di un Veneto orientale, altrimenti sprofondato nell'anonimato più assoluto, con una Vigore ed un Cesarolo confinati nelle posizioni di coda.
Il calcio femminile di Serie D ha invece osservato un turno di riposo per lasciare spazio alla Coppa Veneto. Il Portoguaro era impegnato a Gruaro contro il Futuro Giovani, prima in classifica in campionato. Hanno vinto le pordenonesi per 4-3 in modo rocambolesco. Comunque un buon test in vista della sfida di campionato di domenica prossima che vedrà le due squadre nuovamente opposte tra di loro. Abbiamo avuto questa sconfitta, però siamo contenti della prestazione delle ragazze perché sapevamo che incontravamo la prima della classe. Noi avevamo un paio di infortuni che non abbiamo voluto rischiare in centrocampo, la Pavan e l'Albolena Gasci, pertanto alla fine dei 90 minuti con rammarico potevamo anche portare a casa un pareggio. È stato un test diciamo importante in vista dello scontro in campionato. È una squadra praticamente quanto mai alla portata vostra. Sì, hai ragione, è una squadra alla nostra portata, una bella squadra, Futuro Giovani, però crediamo molto nel gruppo nostro e riteniamo che domenica prossima sarà un grande incontro tra il Portoguaro e il Futuro e noi cercheremo di tutto di portarsi a casa i 3 punti. Si gioca a Cinto Cao Maggiore perché bisogna quest'anno anche puntualizzare appunto il campo di gioco. Sì, ci dispiace per il nostro pubblico, ma quest'anno siamo ospiti a destra e a sinistra, anzi ringraziamo Domenica Gruaro, il presidente Moreno che ci ha invitato e poi ospitato a Gruaro. Ringraziamo già adesso il Cinto che farà il presidente che è stato gentilissimo a ospitarci e andiamo decisamente su un altro bel campo perché sia Gruaro che Cinto hanno due tappeti magnifici, siamo contenti e speriamo che la gente venga a trovarci anche se non siamo a Portoguaro. Domenica c'era un folto pubblico e questo ci ha fatto molto piacere, insomma. Ecco, c'è in effetti il rammarico per non poter giocare al Mecchia, però d'altro canto potrebbe essere anche per voi un veicolo decisamente promozionale quello di giocare itineranti. Sì, diciamo che questa formula di andare ogni domenica in un paesino diverso visibilità maggiore sicuramente, la curiosità di questi paesani venire a vederci e noi nel senso siamo ben accetti perché chiaramente il gruppo femminile è la novità del calcio e nei paesi piccoli magari non era ancora presente. È chiaro che per noi giocare al Mecchia ritengo sia sempre un punto di riferimento per noi di Portogallo, però siamo contenti dell'ospitalità di tutte queste piccole cittadine che ci ospitano in queste domeniche. Questa settimana parliamo anche di calcio amatoriale con il vicepresidente degli amatori Calcio Caorle, Cristian Bozza. Dunque Cristian, ci vuoi un attimino illustrare la vostra attività? Voi partecipate a un campionato che non è quello della FIGC. Sì, noi partecipiamo a un campionato che si chiama AIAC, Associazione Italiana Calcio Amatori, con sede a Torri di Mosto, ed è un campionato ormai che partecipiamo da 30 anni che abbiamo già raggiunto questa data come la nostra squadra. Noi in pratica ci alleniamo sempre il giovedì sera allo stadio Chigiato di Caorle e le partite le svolgiamo il sabato pomeriggio. E ormai è un appuntamento consolidato questo campionato di tutti quanti ex giocatori. Il sabato pomeriggio lo ritagliamo per questa nostra passione che è rimasta intatta da tanti anni, tutti quanti ex giocatori soprattutto del Calcio Caorle e della San Giorgese, della Salute, dove ormai siamo diventati una famiglia, abbiamo una trentina di tesserati. E niente, il divertimento di calcare i campi per noi rimane sempre intatto come la prima volta. Ovviamente porte aperte a tutti coloro che volessero aggregarsi a voi. Sì, porte aperte, chiunque sa che voglia intraprendere questa nuova attività, noi non chiudiamo le porte a nessuno, anzi da noi chi vuole incominciare a venire è il benvenuto, anche perché chiaramente per tanti di noi l'età comincia ad avanzare, dunque forze fresche hanno sicuramente la porta aperta. Quest'anno come sta andando? Quest'anno stiamo andando molto bene. In questo momento siamo terzi in classifica, l'obiettivo è raggiungere le finali, che vuol dire arrivare tra le prime 4, che per scaramanzia
Spero che ce la facciamo, anzi però ne sono sicuro che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Tra l'altro un campionato che al di là della sede a Torre di Mosto comunque annovera squadre un po' che arrivano da tutto il Veneto. Sì, il nostro campionato è composto da 14 squadre, qualcuna qui vicino tipo Jesolo, San Donà, Eraclea, però anche molte squadre trevigiane e del Mestrino che ci impegnano con anche delle trasferte abbastanza importanti, però lo facciamo molto volentieri. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. In una Serie C Gold dove ormai San Vendemiano sembra aver preso il volo, in seconda posizione si è formato un gruppo di 5 squadre. Falconstar Monfalconi ha infatti alzato bandiera bianca a Jesolo, facendosi agganciare oltre che dagli stessi litorani anche da Corno di Rosazzo, Derzo e da Uncaorle che ha steso Padova, arrivata al Palamare con un biglietto da visita di 4 vittorie consecutive, mostrando una volta ancora grande carattere ed una solidità difensiva che non ha uguali. I gialloblu sono andati subito via, subendo poi il tentativo di rimonta a Pattavino, arrivato sino al -4 sul 37-33 a metà del terzo quarto, e spento poi dai canestri di Buscaini e Bovolente da un ultimo periodo dove Padova si è disunita lasciando via libera ai litoranei. Risultati scontati nel girone Flebus della Serie D friulana. Vittorie per tutte le prime della classe ed equilibri in classifica che di conseguenza non sono mutati e che vedono comandare Casals e Sistema Pordenone a punteggio pieno. La pallacanestro Portogruaro invece, incurante dei risultati, prosegue nel suo programma di crescita rivolto ai giovani. Anche contro l'Humus Sacile si sapeva che non ci sarebbe stato granché da fare, visto il divario d'esperienza presente tra i due roster. E così è stato. È arrivata un'altra sconfitta per i giovani Granata, una battuta d'arresto che però dal punto di vista dell'atteggiamento questa volta ha segnato un'evoluzione rispetto alle ultime prestazioni offerte. Sì, venivamo da una partita di Under 18 giocata a Pordenone che lì non abbiamo proprio non abbiamo usato la testa quando giocavamo e quindi forse ci rimaneva ancora un po' la mentalità di quella partita lì. Abbiamo sicuramente migliorato rispetto alla partita di giovedì e non abbiamo giocato una gara eccellente, però siamo riusciti comunque a giocare in attacco e riuscire a difendere anche per gran parte delle azioni. Purtroppo ci è mancato comunque in difesa, ci è mancato quella reattività che ci servirebbe, quella mentalità in più, cioè quella mentalità giusta per riuscire a difendere bene e riuscire a giocare e a tener testa anche una squadra forte come Sacile. Sapevamo di avere di fronte la squadra più attrezzata del campionato, indicata da tutti gli addetti ai lavori come la squadra favorita al salto di categoria, sicuramente una squadra super attrezzata con giocatori di grande esperienza che hanno giocato decisamente in categorie superiori, quindi è sicuramente un avversario difficile da affrontare per noi in questo momento, però senz'altro l'approccio alla partita non è stato quello che mi aspettavo. Per la prima volta forse dall'inizio di questo campionato abbiamo registrato un passaggio a vuoto, soprattutto a inizio partita. In verità era già successo giovedì scorso con la squadra Under 18 dove abbiamo imbeccato la classica giornata in cui non ha funzionato niente e nel primo quarto
di domenica, diciamo, ci siamo un po' trascinati la situazione, forse ancora con nella testa la partita di giovedì, però insomma sono momenti, situazioni in cui momenti di un campionato in cui anche i momenti no ci stanno, sono cose che abbiamo già messo in preventivo, situazioni, momenti che possono accadere, situazioni che vanno analizzate per affrontarle al meglio nell'occasione successiva, in maniera tale da approfittare anche di questi passi falsi o di questi momenti della partita falsi per ottenere degli insegnamenti utili per il futuro. Adesso i portoguaresi sono attesi da un altro impegno impossibile al cospetto dell'imbattuta capolista Sistema Pordenone degli ex Fantuzza e Labelli, ultima delle corazzate del campionato che il calendario ha riservato loro tutte nelle prime giornate. Dopo arriveranno le sfide sulla carta più abbordabili e sarà l'occasione per cercare quella vittoria che infonderebbe maggior fiducia alla giovane truppa di coach Romanin. Sinceramente, sicuramente il Sistema è la squadra imbattuta, andiamo al forum domenica contro l'attuale capolista, quindi indubbiamente un'altra prestazione difficile per la squadra, per il campo, per le dimensioni nelle quali noi non siamo abituati a giocare, però insomma anche, ripeto, lo affrontiamo con la serenità di chi ha solo che da imparare e da trarre giovamento da partite ogni 3-4 giorni che ci mettono alla prova. C'è anche da dire e da considerare che questi ragazzi per la prima volta affrontano una stagione così dura, fatta di tanti allenamenti, fatta di 2 partite toste ogni settimana, e quindi anche in funzione della loro giovane età c'è da mettere in preventivo dei momenti alti, dei momenti un po' meno alti o qualche momento anche basso. Pazienza, è il lavoro, noi sappiamo dove vogliamo arrivare, sappiamo qual è la strada che dobbiamo percorrere e andiamo avanti a testa bassa. Nel volley il fine settimana è stato nero per le squadre del Veneto orientale. In Serie C femminile si è inchinato il volley San Stino a Mareno. Le liventine questa volta hanno perlomeno lottato ad armi pari, vincendo a 17 il primo set e perdendo a 23 il secondo parziale, lasciando poi via libera alle padrone di casa che si sono imposte per 3-1. In C maschile si è salvato solamente il Volley Team Club. I sandonatesi nel girone A hanno liquidato con facilità la pratica Occhiobello, trovando resistenza solamente nel terzo parziale, finito ai vantaggi 27-25. Nel girone B invece Portogruaro ha perso al tie break contro il Duca San Giusto, risultato che lascia l'amaro in bocca dopo 2 primi set vinti rispettivamente a 16 e a 20 che lasciavano presagire un facile 3-0. Invece nei portoguaresi si è spenta la luce e hanno finito per farsi trascinare al tie break, dove pur lottando allo spasimo hanno dovuto cedere 21-19. È secco 3-0 subito in Serie D anche dalla Pallavolo Concordia, che resta ancorata in fondo alla classifica a quota 1, comunque ancora a stretto contatto con i play-out. A Sirea questa volta le concordiesi hanno lottato con i denti ed alla fine hanno anche qualcosa da recriminare per essersi lasciate sfuggire a 23 il primo e terzo set, che avrebbero potuto far prendere al match una piega ben diversa. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzioni e abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto,
a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.